Guarda che fai la faccia da bambino bravo. Maf. Nella terza... Tu man veti maikuta scupa. Scuola sei mi, fie dragà. Sì, guarda, eri ancora pettinato come un bravo cristiano. Senti, che vuol dire questa poesia? Dalla mamma. È una poesia per la mamma. Ma questa qua si fa regalo alla mamma. Lei non deve sapere quando porti questa qua. Vediamo se riesci a rifare. Guarda bene questa faccia. Vediamo se riesci a rifarla, eh. Prova. No. Prova a rifare. Più malinconica. Tu dormi qua, questa è la tua stanza? No, sto qua a dormire. Mio padre con la mamma e questo qua dormo io. No, tutti nella stessa stanza. Ti piacerebbe avere una stanza tutta tua? Sì. Perché anche a Milano, nella baracchina, stavate tutti insieme. Ma tu in futuro dove pensi di vivere? Qui o a Milano, quando sarai grande? Non lo so. La speranza? In Italia. Sì. Non vorresti una fidanzata italiana o rumena? Italiano. Oh. Qua è povera la Romania di stare. Ho capito, ma l'Italia non è che è così ricca per voi. Stavate, vi hanno sgomberato anche dal campo. O no? Sì, è più ricca l'Italia, però non mi sembra che state bene lì. Per noi sì. Sì? Ah, qua c'è una lampadina, c'è l'elettricità qui. Sì. Senza generatore, arriva. Senza generatore. C'è anche l'acqua. Sì. Potabile. No, da là, Dalla fonte la prendi? Sì, sì. In casa non ce l'hai, i rubinetti in casa non ce li hai. E però il bagno ce l'hai dentro la casa? No. Neanche? Fuori. Dove sta? Nel cortile? Dall'altra parte. Ah. Che ti hanno raccontato dello sgombero? Quelli dal campo, solo le donne le hanno portate da Caritas. Là sono tutti maschi, la macchina di mio zio ha acceso il generatore e dentro la macchina c'è un furgone grande e guardano al televisore, tutti maschi. E la polizia e adesso anche a Capannone, anche in campo. Senti, cosa dicono i tuoi nonni di tutte queste vicende, loro che sono rimasti qui? Ah, non sono contenti, sono arrabbiati anche loro. Perché là ce n'è ancora anche il fratello di mio padre, tutti i miei cugini, tutti sono là, stanno per la strada. I nonni sono contenti del fatto che voi state in Italia o preferirebbero avervi qui? Di stare in Italia per lavorare, per fare i soldi, sono contenti. No, qua cosa stiamo senza lavorare, senza fare niente. E ascolta, i nonni ti racconterò mai di com'era la Romania quando loro erano giovani? Oh. Sai chi è Ceausescu? Sì, sì. Chi era Ceausescu? Come si dice? Presidente della Romania era prima. Sei mai andata a vedere la casa che ha fatto costruire a Bucarest? Nel centro di Bucarest c'è una casa enorme. Non ci sei mai andata? L'hai vista? Io sì. Grande. È molto grande, è incredibilmente comica se non fosse tragica, molto brutta. Molto brutto. Secondo me sì. E i nonni non ti raccontano di com'era la vita prima? No. Tanti anni fa mi raccontava il mio nonno. E che ti raccontava? Ti ricordi qualcosa? Quando ci andava lui in giro e che venivano quelli, molti, non so come veniva, e che è andato lui in ospedale, questo qua ci raccontava. Adesso 3 mesi fa è morto il fratello di mio nonno.
Lui è morto perché come oggi è venerdì e lui non ha voluto fare l'operazione, ha detto vengo lunedì. E sabato sera è morto perché domenica c'era una piazza e doveva andare a vendere i cavalli, non so cosa, per andare in ospedale per pagare a fare l'operazione, quello. E lui per questo qua che è morto, con la tensione aveva paura e non si è morto, non so cosa si è spaccato dentro, lui è morto. Doveva vendere i cavalli per potersi pagare l'operazione. No, per pagare i dottori, perché Sì. qua se non paghi neanche non ti guardano. In Italia chiami l'ambulanza, vengono subito, non paghi niente là. Ca să vorbească te întrebe de ceva. Stai o țără. Ești bucuroasă că noi stăm în Italia? Da, foarte, foarte bucuroasă. Să-i ții acolo. Di stare là qua e fuori. Vine ploaie mare, furtună la noapte Se mâine. viene la tempesta, ok. Questa qua. Suntem amărâți. Siamo poveri. Ți-a plăcut în Italia când ai venit la? Foarte frumos, foarte frumos. Molto bello di. Foarte frumos. Che cosa le è piaciuto dall'Italia? Tot. Tutto. Și mâncare, și tot. Mangiare, tutto. Mangiare multă. Bine. È contenta che partono anche se hanno Ești sgomberato il bucuroasă să campo? plecăm? Foarte, foarte bucuroasă. Foarte bucuroasă. Numai din cauza mangialii. Scump aici. E costa. Di più da là costa qua. Dopo. Le patatine hai trovato? Come le patate? L'orecchino di Playboy l'hai trovato nelle patatine? No, L'hai comprato? sì. Dai cinesi? No, è qua. In Italia non si trova di questo. Non sono qua. In Italia così. Non si trova in Italia. Sono finiti nel 79. Li hanno esauriti, non li hanno più riprodotti. 2 orecchini hai? Sì. Alo, unde ești? Da, verica, dico la vedo. La spital? Mai giù, Ui, e bine acolo? Ah, mai bine. Sunt burisdele, ne? Voi siete 5 fratelli, no? Sì. Tu sei il secondo più grande, giusto? Poi chi c'è? Catalin, Quanti ne ha? 10. E adesso è in ospedale. Sì. Poi? Julian che ha 8 anni. È in ospedale pure lui. Come si chiama? Quella che si è messo con la testa in acqua fredda e meningite si dice a noi. Non so come si dice in italiano. Ha la meningite? Sì. Ma sei sicuro? No, ha detto che a metà. Gli altri due, quelli gli fa male la testa, vomitano, il stomaco. Sono morti anche tanti uomini qua. Anche il mio zio è morto qua. Tuo zio? Sì. Cioè? Il cugino del mio il fratello. Aspetta, il cugino del mio papà è morto qua. È salito sulla barca, è caduto nell'acqua e l'ha preso quello che prende il pesce. Le Una reti? plassa, sì. L'ha preso dai mani e non poteva più nuotare. L'ha preso è andato sotto l'acqua. E quanti anni fa è successo? 3 anni fa. Da quanto tempo era che non venivi sul fiume? 3 anni e qualcosa. E mezzo. Ma come sono in Italia? Sei contento di tornare a Milano o vorresti rimanere qui? A Milano. Vuoi tornare? Quando è che ricomincia la scuola? Tra poco. Qua è cominciata. E da noi quando comincia a Milano? Credo che il 10. Il 10? Sì. Manca pochissimo. Lunedì? Ma adesso che tornate a Milano il campo non c'è più. Gioca al capannone. Me l'hanno preso il capannone. No. Solo il campo.
Siamo là fino a che troviamo un altro. Venga al cavallo. Ce merge crăpat. Asta e o anunță important. Hai, Costele, fără rușine, băga, fără rușine, hai. Aduci o manea, Dan, să spui. Da, mă, dar bagă pe aia cu sală de